Allora, oggi cercheremo di fare il gioco delle tre carte. Noi abbiamo il 3 l'asso e il 2 di fiori, che adesso vi farò vedere meglio. Abbiamo il 3 che metteremo qua sul tavolo, abbiamo l'asso e infine abbiamo il 2. Prendiamo le carte, le mischiamo un po' e ve le faccio rivedere. Quindi abbiamo l'asso, il 2 e il 3. Adesso io appoggio l'asso sul tavolo facendo rimanere in questo modo il 3 e il 2 in mano. Poi appoggio il 3 e infine appoggio il 2. Tu potrai giurare di aver visto l'asso mettere qua, in realtà qua abbiamo il 3, l'asso l'abbiamo qua e infine abbiamo il 2. Adesso rifacciamo il gioco, mischiamo sempre le carte un po'. Adesso abbiamo il 3, l'asso e il 2. Adesso io l'asso lo metto al centro, il 3 al lato e infine il 2. Adesso ti chiedo dove sta l'asso. Tu potrai giurare di aver visto l'asso qua, ma in realtà qua abbiamo il 3, qua abbiamo il 2, quindi 3, 2 e l'asso è qua. Adesso allo stesso modo ti dirò che metterò l'asso, che è la carta che tu dovrai trovare, quindi la carta vincente. Metterò l'asso sul tavolo e il 3 e il 2 in mano, quindi come per magia l'asso e il 2 e il 3 l'abbiamo sul tavolo. Il gioco delle tre carte.